1000 cattedre che mancano in Veneto. Che segnale è? Che lo sapevamo, l'abbiamo detto più volte al Ministero dell'Istruzione, io personalmente lo dico da oltre 10 anni. Una programmazione nella scuola è la cosa più facile da fare, però va fatta sul territorio. Anno nuovo, problemi vecchi, perché il tema delle cattedre vuote è un refrain che si ripete puntualmente nelle settimane precedenti all'apertura delle scuole, e tutto perché, anziché prendere le decisioni in relazione ai territori, le scelte vengono fatte a Roma e i risultati, non solo da anni ma da generazioni, si vedono, anzi no, nel senso che i professori che dovrebbero esserci sulla carta in realtà proprio non arrivano. Ma quello che fa arrabbiare è che una scuola gestita regionalmente questi problemi non li ha. A Trento hanno la possibilità di fare i concorsi per i presidi, hanno la possibilità di fare i concorsi per i docenti e anche per il personale amministrativo. Servono 10 insegnanti di matematica? Si fa il concorso per 10 insegnanti di matematica e quando questi vengono valutati, possono venire da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, da dove vogliono, si arriva a Trento e si sa che quei 10 posti saranno coperti. Trento fa così e Roma come fa? Roma non fa, perché io per avere quei 10 posti di insegnanti di matematica devo aspettare un concorso che verrà bandito nei tempi nazionali per tutto il territorio nazionale e che darà un esito tra 1 anno, 2 anni, 10 anni alle volte. Ecco perché il Veneto vuole anche la scuola tra le 23 competenze dell'autonomia differenziata. Quest'anno sono ancora più avvelenata, permettetemi, perché l'autonomia avrebbe proprio dato una risposta a questo, perché la programmazione sul territorio, perché la spesa pubblica che deve essere identificata chiaramente per coprire cattedre che sono necessarie perché i ragazzi devono essere formati, la risposta l'avremmo avuta nell'autonomia, ancora una volta centralizzandosi e molto distanti in tutti i sensi.